Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Siracusa, seconda giornata di lavori all'Expo Divinazione che anticipa il G7 dalle rappresentanze istituzionali, agricole e della pesca fino allo sport. Tra degustazioni e show cooking, il ministro Schillaci dice è importante insegnare ai giovani corretti stili di vita. E bufera intorno alle dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa, che torna a parlare dell'omicidio di suo padre, il generale Carlo Alberto, commesso per fare un favore a qualcuno. Vigilanza rafforzata intorno al Bayesian, il veliero di lusso che giace a 50 metri di profondità a Porticello nel Palermitano. Secondo la CNN, nelle casseforti del veliero ci sarebbero segreti internazionali. Sangue sulle strade, nel catanese Aramacca perde la vita un quindicenne. Sulla tangenziale un incidente coinvolge 4 auto con altrettanti feriti, uno è grave. Catania torna il Lungomare Fest, famiglie, giovani e numerosi turisti hanno deciso di trascorrere una domenica all'aria aperta all'insegna dello sport in città. Calcio, pareggio casalingo del Palermo ieri contro il Cesena 0-0 e 4 gol annullati. Emozionante il tributo dei tifosi a Totò Schillaci. Serie C, oggi il Catania Giugliano per allungare la striscia positiva. Il Trapani riceve la Juventus Next Gen per l'esordio interno in panchina di Aronica. A Messina il tecnico Modica ritira le dimissioni. Bentrovati da Sicilia 24 dopo l'inaugurazione di ieri con la presenza della Premier Giorgia Meloni, seconda giornata oggi per l'Expo dell'agroalimentare e della pesca che coinvolge appunto l'intera isola di Ortigia che anticipa, l'abbiamo detto, la 3 giorni di lavori del G7. Un'altra giornata intensa tra presenze istituzionali e associazioni, ma naturalmente ci riferisce tutto con i doverosi contributi il collega inviato a Siracusa Luca Ciliberti. A te Luca. Quello dove ci troviamo adesso è il Ponte Santa Lucia, da qui praticamente è un via vai di turisti, avventori, gente specializzata che viene qui a conoscere che cos'è questa esposizione Divinazione il 2024. L'esposizione voluta dal Ministero dell'Agricoltura per far conoscere le eccellenze agroalimentari siciliane. Oggi sono cominciati di fatti i lavori dopo l'inaugurazione di ieri, tutto si è spostato al Teatro Comunale dove le istituzioni hanno incontrato il mondo nazionale dell'agricoltura, della pesca e dell'allevamento, tutte le categorie presenti per un confronto. Il ministro Lollobrigida vuole immediate soluzioni e poi una prospettiva per tutto il comparto a medio e a lungo termine. Li abbiamo incontrati anche noi per sentire prima dell'incontro le richieste che le associazioni hanno rivolto al governo nel contributo che stiamo andando. L'Europa deve scommettere sul fatto di stanziare più risorse e abbattere tutti i tempi legati anche alla burocrazia per quanto riguarda l'indennizzo dei danni e il pagamento dei danni stessi che le aziende hanno subito. Di fronte a tutto questo rientra e c'entra il ruolo della centralità delle filiere agroalimentari, con un record assoluto che noi andremo ad avere nel 2024 di circa 70 miliardi rispetto alla filiera agroalimentare legato alle esportazioni. Cosa chiedete al governo in questo particolare momento storico? Noi in questo momento storico chiediamo al governo ovviamente attenzione, perché abbiamo bisogno appunto di ricentrare l'attenzione e il focus su un settore che è fondamentale. B, ovviamente misure e strumenti per accompagnare sulla competitività le nostre imprese. Dall'altro un grande piano di innovazione, perché oggi l'agricoltura, e lo stiamo dimostrando, grazie all'innovazione potremmo produrre di più, preservando le risorse naturali e cercare di combattere il cambiamento climatico. Bisogna passare dalle parole ai fatti, perché altrimenti se noi sappiamo che cosa dobbiamo fare. Lo sappiamo perché sono anni che lo diciamo e quindi dobbiamo solo metterlo in atto. Metterlo in atto significa metterci delle risorse, mettere dei soldi, significa anche portare avanti delle politiche, significa anche ridurre la burocrazia. Sono qui ovviamente anche per ribadire quanto la filiera
alimentare e agricola sia importante in Italia, ma anche per ribadire dal mio punto di vista quanto sia importante insegnare ai giovani corretti stili di vita. Se vogliamo continuare ad avere un sistema sanitario universalistico come il nostro e sostenibile, non possiamo non basarci sulla prevenzione. I corretti stili di vita, una sana alimentazione sono i capisaldi di questa intenzione che abbiamo. La Sicilia deve andare avanti con un piano della raccolta rifiuti, adeguandosi a una raccolta moderna, quindi a una differenziata moderna con termovalorizzatori per la parte residuale. Il ministro che avete appena sentito, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ovviamente si è soffermato anche sui danni relativi al cambiamento ambientale, tutto quello che sta succedendo insomma nel nord e nel sud Italia ovviamente con la siccità, e ha ribadito, come avete sentito nel servizio, la necessità di avere i termovalorizzatori in Sicilia proprio per un corretto ciclo dei rifiuti. Oltre a Schillaci e a Pichetto Fratin, tra i ministri c'era anche il ministro Maria Elvira Calderone, Ministro per il Lavoro, che ha ribadito che da domani ci sarà la circolare per la patente a punti, tutto per la sicurezza ovviamente dei cantieri, la sicurezza sul lavoro. Come dicevo in apertura di collegamento, qui è fuori dalle riunioni istituzionali è davvero una festa, e allora a curiosare abbiamo mandato il nostro Francesco Aloi che ha fatto un giro tra gli stand. Girando tra gli stand dell'Expo si consumano energie e arriva l'appetito, così ci si mette in coda per le tante degustazioni. Io sto facendo una degustazione di salsiccia e peperoni, ancora non ho assaggiato. Salsiccia con pane e caponata. Tanta gente anche nel padiglione della Sicilia. Abbiamo un ottimo vino della zona di Valle d'Olmo, dell'olio dell'abbazia all'interno della provincia di Palermo, i figo d'India di Roccapalumba. Che abbiamo la polvere di limone, di barbabietola, di pomodoro, granella di olive, finocchietto selvatico, arance e capperi. Tra le prelibatezze della nostra terra non poteva certo non esserci il buon cioccolato, rigorosamente di modica IGP. Come si arriva al cioccolato che portiamo in tavola? Allora, in pratica noi andiamo a prendere questo frutto che è la cabossa. Dalla cabossa viene estratto la fava di cacao e viene presa la massa tramite una lavorazione, e poi otteniamo questa massa che andiamo a sciogliere a 45 gradi e poi aggiunta allo zucchero. Da questa preparazione facciamo una fase che si chiama il temperaggio del cioccolato, e da questo poi andiamo a metterla negli stampi, e poi dopo essere sodata abbiamo questo. E oggi nello stand della Sicilia si prepara il timballo di Anelletti, così giusto per dare una notizia di colore e di curiosità. Da giovedì invece comincerà il G7, le riunioni ministeriali, tra i più importanti incontri ovviamente quello con i paesi dell'Africa. E da Siracusa è tutto, a te la linea Roberta. Grazie a Luca Ciliberti e naturalmente ancora buon lavoro. E intanto bufera intorno alle dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa, che è tornata a parlare, così come un fulmine a ciel sereno, dell'omicidio di suo padre, il generale Carlo Alberto. Appunto il delitto sarebbe stato, a suo dire, politico, anche se eseguito da mano mafiosa. Manlio Viola. Non un semplice, anche se terribile, delitto di mafia. L'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu frutto di un accordo fra mafia e pezzi dello Stato. Fu un favore fatto ad un politico. Come altri delitti degli anni bui d'Italia, anche quello del prefetto di Palermo, assassinato il 3 settembre 1982, non sarebbe soltanto un omicidio deciso da Cosa Nostra. Piovono come un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni della figlia del generale, Rita Dalla Chiesa. La conduttrice televisiva, oggi deputato di Forza Italia, lo ha detto durante una trasmissione TV. In realtà Rita Dalla Chiesa aveva già scritto sui social a fine agosto di essere convinta che l'omicidio di suo padre fosse maturato come favore a qualcuno. Adesso conferma e rincara la dose, sostenendo che il delitto fu un favore ad un politico, lo stesso che quando suo padre fu nominato gli disse: stia attento a non mettersi contro la mia corrente politica, perché chi lo fa torna in una bara. Rita Dalla Chiesa non fa il nome perché dice c'è rispetto nei confronti della famiglia di quest'uomo, ma i suoi riferimenti sembrano chiari, tanto che la conduttrice
conduttrice si spinge fino a nominare Giulio Andreotti, nome che lei non conferma e non smentisce. Ma a Palermo il pensiero vola anche ad altri nomi di politici di quegli anni, una vicenda destinata a sollevare un vespaio. La Guardia di Finanza di Gela ha eseguito un sequestro di oltre 4 milioni di euro nei confronti di 6 persone indagate per uso di fatture in operazioni inesistenti e in debita compensazione. Sono state scoperte 9 imprese dedite alla sovrafatturazione di prestazioni di manodopera a una società per azioni operante nel settore della meccanica e con sede legale a Roma. Le aziende venivano costituite unicamente per consentire una rotazione del personale tra le stesse e permettere in questo modo alla capofila di abbattere la pressione fiscale e generare disponibilità finanziarie che nel tempo venivano trasferite ai soggetti segnalati, così appunto hanno spiegato i finanzieri. C'è vigilanza rafforzata intorno al Bayesian, il veliero di lusso che giace a quasi 50 metri di profondità a Porticello nel Palermitano. Lo racconta la CNN che, citando fonti italiane, spiega anche il perché di questa scelta. Nelle cassaforti del veliero ci sarebbero dei segreti internazionali. Maglio Viola. Torna la spy story intorno all'affondamento del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco in circostanze da chiarire a Porticello nel Palermitano, e stavolta non si tratta di complottismo e fantasiose ricostruzioni. I sommozzatori che stanno esaminando il relitto hanno chiesto una sorveglianza rafforzata nel timore che dati sensibili che sarebbero custoditi nelle casseforti del super yacht possano interessare governi stranieri come quelli di Russia e Cina. Lo hanno rivelato diverse fonti alla CNN, secondo cui a bordo del Bayesian affondato il 19 agosto provocando la morte di 8 persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch, fondatore dell'azienda di cybersicurezza Darktrace e proprietario del super yacht, potrebbero esserci informazioni altamente riservate legate ad alcuni servizi di intelligence occidentali. Secondo l'emittente americana, che cita un funzionario coinvolto nei piani di recupero, sul Bayesian, che giace sul fondale marino a circa 50 metri di profondità, ci sarebbero 2 cassaforti a tenuta stagna contenenti 2 hard disk super crittografati con informazioni altamente classificate, tra cui codici di accesso e altri dati sensibili. Sul fronte internazionale, intanto, la Perini, la casa costruttrice del veliero considerato inaffondabile, fa causa all'equipaggio e chiede un risarcimento da 222 milioni di euro. Abbiamo perso 4 clienti, scrivono i costruttori, per la cattiva pubblicità dovuta a un evento che non doveva accadere e del quale attribuiscono la responsabilità esclusivamente alle scelte del capitano e dei suoi marinai. Infine procede il piano di recupero della nave. Per riportarla alla luce però occorreranno almeno 6 settimane, forse anche 2 mesi. È il quinto giorno di proteste oggi a Caltanissetta, dove l'acqua viene distribuita ogni 7 giorni, ma questa mattina i cittadini che aspettavano il turno hanno dovuto fare i conti con una nuova interruzione sui motivi. Al momento non è stata data alcuna comunicazione. 2 incidenti nel catanese questa mattina all'alba. A Ramacca un'auto è uscita fuori strada ed è morto un giovane, un 15enne, sulla tangenziale di Catania all'altezza della zona industriale, coinvolte 4 vetture con altrettanti feriti, di cui uno è grave. Simona Mazzone. Non ce l'ha fatta il 15enne che viaggiava con 3 persone sull'Audi, che intorno alle 5 si è schiantata andando a finire fuori strada, capovolgendosi a Ramacca nel catanese in un incidente sulla strada statale 288. Il guidatore ha perso il controllo finendo nella corsia opposta. Il ragazzo è morto sul colpo, i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco. Ancora non sono chiare le cause del sinistro. Ed è di 4 feriti, di cui uno grave in codice rosso, il bilancio di un altro terribile incidente che si è verificato all'alba sulla tangenziale di Catania. In un primo momento si sono rincorse notizie sul decesso di una persona, subito smentite dalla polizia stradale di Catania, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi. L'incidente si è verificato vicino allo svincolo della zona industriale nord, all'altezza del negozio Ikea, in direzione Siracusa, dove 4 auto si sono scontrate violentemente. Il tratto è stato subito chiuso e il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, poi intorno alle 10:30 tutto è tornato alla normalità. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Una Lancia Y guidata da un 20enne a causa dell'impatto si è ribaltata. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro e pare non sia in pericolo di vita. Feriti meno gravi gli altri conducenti delle 3 autovetture coinvolte, una Hyundai, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, con alla guida un 65enne, una 24enne e una terza persona. In nessuna delle auto vi erano altri passeggeri a bordo.
La polizia di Catania ha scoperto una stalla abusiva in una via del centro di Aci Castello. Siamo nel catanese. Un 42enne aveva trasformato il suo garage in una sorta di stalla, tenendo un cavallo in condizioni del tutto inadeguate, al punto da generare non poca sofferenza all'animale. Il locale era fatiscente, chiuso con un lucchetto. I veterinari dell'ASP hanno sanzionato il 42enne per 9.000 euro e lo hanno sollecitato a trovare una giusta collocazione per il cavallo. È tornato oggi a Catania l'appuntamento con il Lungomare Fest, una domenica dunque all'insegna dello sport fatto all'aria aperta ed è stato un successo. Simona Mazzone. Pattinaggio, tamburelli, hockey, corsa, ciclismo. Non manca nulla al Lungomare Fest. Dal comune di Catania con il Dipartimento Sport e Salute e altri partner sul lungomare per una domenica all'insegna dello sport e dell'aria pura, senza auto, che sa di famiglia e libertà. Qui con la famiglia? Sì, sono sparsi nelle varie attività sportive che ci sono in zona. Padre e figlio in bici, sì, quando possiamo cerchiamo di uscire spesso. Meglio essere prudenti con la mano. Sì, decisamente, soprattutto all'inizio. Tante attività hanno coinvolto grandi e soprattutto i più piccoli, lontani da videogiochi e tablet, per riscoprire il sapore del divertimento sano. Una bici, un paio di pattini, uno skate. Un'occasione per ritrovarsi anche tra amici. Una bella corsetta! È vero, ci vuole, ma è tutto merito suo perché oggi si è svegliato fenomeno, voleva correre. Gli fai da coach? Più lui a me perché lui è più allenato, però proviamo a fare quello che possiamo. E oggi è lo Sport City Day 2024 e Catania è tra le 164 città in tutta Italia che hanno aderito a una festa sportiva tutta italiana per il benessere e per costruire insieme la Repubblica del Movimento, dal Parco Agos di Vulcania alle attività di rugby, green volley, basket, i percorsi motori di atletica per i più piccoli e una passeggiata ecologica. Promuove l'attività all'aria aperta e stimola il benessere psicofisico. La giornata nazionale dello Sport City Day è ormai una certezza assoluta del panorama sportivo, offre di tutto e di più grazie all'intuizione di chi come Fabio Pagliara, oggi presidente della fondazione, ha voluto creare quella che è diventata tradizione e cultura. E noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, rientriamo per parlarvi della settimana della mobilità sostenibile. Guardare sempre più verso una mobilità sostenibile di condivisione è l'obiettivo che ci ricorda la settimana europea della mobilità. Per la nostra salute, per quella dell'ambiente, anche un piccolo cambiamento è un importante contributo. Veronica Barbarino. Bicicletta o monopattino elettrico, bus urbano, metropolitana, dove è presente guardare sempre più verso una mobilità sostenibile e di condivisione è l'obiettivo che ci ricorda la settimana europea della mobilità. L'aumento del traffico privato nella città ha portato un incremento delle emissioni CO2, peggiorando la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. Ridurre significativamente tali problemi è possibile e già in tanti nel loro piccolo danno un importante contributo. Amo andare in bicicletta, soprattutto per il lavoro, per passeggiare. L'utilizzo che faccio io è questo: andiamo al lavoro, gli spostamenti brevi, gli acquisti in piazza, in centro, per non prendere la macchina ed evitare di buttare altro smog nell'aria. Io sono in vacanza e ho scelto la bicicletta perché io vengo da Roma e sono abituata, noi siamo molto attenti alla sostenibilità e quindi cerchiamo sempre di spostarci con i mezzi pubblici. Andare a fare la spesa, al lavoro, in palestra, godere delle bellezze della propria città, muovendosi in maniera green è quindi possibile, ma è comunque chiaro che la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo e il nostro stesso futuro dipendono, oltre che dal nostro impegno, anche da politiche lungimiranti che incoraggino questo processo di trasformazione. Dopo Berlino e Milano approda anche ad Agrigento il Piano City, il festival pianistico organizzato per celebrare il ruolo di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Sentiamo Davide Sardo.
I tasti del pianoforte sono risuonati in piazza Don Minzoni dinanzi alla cattedrale normanna intitolata al patrono San Gerlando. Dopo i successi di Berlino e Milano è approdato anche ad Agrigento il Piano City, il festival pianistico organizzato dal comune per celebrare il ruolo di capitale italiana della cultura. La prima edizione è attesa nel 2025 e l'anteprima nel centro storico è stata già un successo con l'esibizione del musicista-compositore Davide Boosta di Leo. Al primo Piano City ad Agrigento il prossimo anno parteciperanno oltre 100 pianisti provenienti dai 5 continenti, solisti di fama internazionale, artisti emergenti, giovani talenti e allievi delle scuole di musica e conservatori. C'è un'altra pausa adesso e poi un'ampia pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, dal tributo a Totò Schillaci allo 0-0 in campo. Palermo-Cesena ieri, nonostante non ci siano stati i gol, ha regalato emozioni. Marco Gullà. Il tributo del Barbera per Totò Schillaci prima del match con il Cesena è da brividi. Peccato per il Palermo che il match sia terminato 0-0, appuntamento quindi ancora rinviato con la prima vittoria casalinga. Una gara strana quella di ieri con ben 4 gol annullati e il VAR quindi protagonista indiscusso. Tu pensi che non ci siano state emozioni, invece emozioni ci sono state, un po' di interventi del VAR, un episodio molto dubbio in area di rigore del Cesena e dentro questo c'è stato un primo tempo veramente molto positivo dove ci è mancato solo il gol e un secondo tempo che abbiamo ripreso, ma all'inizio del secondo tempo potevamo far meglio. Poca incisività in avanti e mancanza di idee a centrocampo, consueti problemi per un Palermo che deve ancora crescere e maturare. Soprattutto nella ripresa i rosaneri hanno rischiato di perderla con ben 2 gol annullati ai romagnoli. Molto bene, il secondo magari un po' più di confusione, anche loro l'hanno un po' sporcata di più la partita, quindi c'è stata un po' più di confusione e non siamo riusciti a sbloccarla, però comunque penso la squadra abbia dato tutto e quindi si può essere soddisfatta anche se noi puntiamo sempre alla vittoria. Per i rosanero adesso una settimana molto impegnativa. Giovedì la sfida di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli di Conte, poi lunedì il posticipo a Bolzano contro il Sud Tirol. Dionisi spera di recuperare pedine come Baneca e Verre. Alla Serie C con il Catania, oggi a Giugliano in cerca di un risultato per dare continuità, le ultimissime da Marco Carli. È tutta una questione di potenziale, quello che, come suggerisce Toscano, il Catania ancora nemmeno conosce completamente. Per dirla con altre parole, la crescita costante, quella che invoca il tecnico specialista in promozioni. A Giugliano, oggi, i rossazzurri, sostenuti da 500 tifosi che faranno dello Stadio De Cristofaro un piccolo Massimino, cercano un'altra prova di crescita nella strada verso il raggiungimento del definitivo potenziale, che la squadra ancora non conoscerà appieno, ma che in alcuni dati è già visibile. Il solo gol subito in 4 partite ne è un esempio lampante. Per il resto, leggasi attacco, c'è il lavoro che tenderà a portare tutti ad un livello di condizioni uguale. Per ora, mentre dietro ci sono le certezze, là davanti ci si affida alle staffette e ad aumentare il minutaggio. Fra Inglese, che da qualche partita già insegue un suo recente passato fatto di ottimi numeri, D'Andrea e Montalto che vogliono crescere, con Lunetta soprattutto, che finché in attacco ci sarà bisogno di lui non farà mancare la sua duttilità. E a proposito della batteria dei trequartisti, c'è Jimenez che ha caratteristiche uniche e che può presto cominciare a mostrarle. Tutto, per dirla ancora con Toscano, nasce dal lavoro. Anche l'ultima partita ci ha dato delle indicazioni ben precise di una squadra, di un gruppo che sta lavorando bene, perché se non non riesci a mettere quella concentrazione, quell'attenzione anche in una partita dove ci sono state tante variabili, una squadra che ti ha sollecitato tanto, dovevi fare delle scelte immediate, dove hai rischiato praticamente pochissimo, però questo non basta. Giugliano Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, 3 ore live a partire dalle 18 con collegamenti dallo stadio, commenti da studio e alla fine le interviste ai protagonisti. E dopo 2 trasferte torna al provinciale il Trapani che alle 16:15 affronta la Juve Next Generation. Franco Cammarasana.
Dopo le trasferte di Crotone e Taranto, ritorna al provinciale il Trapani che oggi pomeriggio alle 16:15 affronta la Juventus Next Generation di Paolo Montero. Squadra giovane ma infarcita di alcuni autentici talenti, la formazione bianconera, 4 punti in classifica, ma che nelle ultime 2 gare ha dimostrato di essere in netta crescita sul piano della manovra. Per Totò Aronica, subentrato a Torrisi alcune settimane fa, sarà la prima davanti al pubblico granata, ma anche la prima volta che i 2 tecnici, ex compagni di squadra anni fa nelle fila della Juventus, si ritroveranno da avversari come allenatori. Per la gara di oggi Aronica ha annunciato che confermerà la difesa a 4, quasi sicuramente con lo stesso modulo, il 4-3-1-2, che bene si è comportato a Taranto, sfiorando il successo pieno. Cambieranno però alcuni interpreti. Mercoledì al provinciale infatti arriva la Casertana e il Trapani, forte di un organico di prim'ordine, ha bisogno di gente fresca per sostenere ritmi elevati. A dirigere la partita Gianluca Renzi di Pesaro. Passo indietro di Giacomo Modica che rimane alla guida del Messina, il servizio. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo in casa Messina, dalle dimissioni irrevocabili al ritiro delle stesse in meno di 24 ore. Giacomo Modica rimane l'allenatore dell'ACR. A comunicarlo nella tarda serata di ieri il Messina, con una nota in cui il tecnico precisa di essere stato letteralmente travolto da un'ondata di affetto proveniente dal presidente Sciotto, dai calciatori e dai tifosi. Ho avuto, prosegue Modica, un lungo e cordiale incontro con Sciotto, che ha manifestato la sua stima, concordando sulla necessità di proseguire il percorso iniziato in estate con Pavone. Con mister Modica, ha affermato Sciotto, c'è un legame forte, sono certo che con lui si possono centrare obiettivi sempre più importanti. Con buona pace dei tifosi non sembrano dichiarazioni di un presidente che potrebbe cedere il club, ma questa non è una novità. Parole dolci, ma il rapporto tra i due non sembra così forte, né lo è mai stato. Il Messina, con 5 punti in altrettante giornate di campionato, al di là del comunicato, ha un organico più debole rispetto all'anno scorso, con troppi giovani, investimenti sempre più ridotti e lo sciopero del tifo ad oltranza contro Sciotto. Mercoledì prossimo, nel primo turno infrasettimanale, trasferta dei giallorossi a Latina. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per l'attenzione e buona domenica.